Tanto grazie a tutti, grazie per essere qui, un saluto a tutti, anche coloro che sono collegati da casa. È seguitissima questa conferenza stampa e quindi veramente ringrazio tutti. Ringrazio la professoressa Dadalt perché si è messa a disposizione e mi ha detto subito sì quando l'ho contattata, perché la partita dei bimbi in età pediatrica, quindi dei bambini, il tema della pediatria e tutto quello che è coronavirus, penso che possa essere assolutamente affrontato dalla professoressa qui oggi, che poi presenterò. E fra l'altro approfitto di salutare anche la mamma della professoressa, la signora Gina Dadalt, Gina Alpago, che ci sta seguendo, quindi niente, volevo salutarla, anche perché è delle mie zone, oltretutto, svegliamo anche questo segreto. Totale dei tamponi, 848.123, sono 10.190 più di ieri. Ve l'ho detto ieri, ma onestamente è colpa mia. Domani o dopodomani vi do la relazione puntuale sui tamponi, sulla suddivisione del numero di tamponi fatti per ogni ULSS, i 14 laboratori di microbiologia che hanno lavorato, insomma avete tutto uno spaccato di cosa è stata la storia di questi 848.000 tamponi. Le persone in isolamento sono 847, sono 13 in più rispetto a ieri. Ovviamente sono sempre gli isolamenti fiduciari, dei contatti. Probabilmente qui sono entrate le squadre di calcio, o stanno entrando i dati delle squadre di calcio. Numero di positivi sono 19.233 più 8. I ricoverati sono 248 ed i ricoverati continuano a scendere, no? E dei 248 abbiamo 33 ricoverati Covid, il resto dei 215 sono pazienti che non sono più coronavirus. Terapia intensiva siamo sempre all'invariato, da 3 giorni che continuiamo con i 12 in terapia intensiva, dei quali un paziente è Covid, quindi è un paziente che è ancora positivo al test. Totale dei morti 1994. Posso aggiungervi che anche i 7 di oggi, delle ultime 24 ore, siamo sempre in area dell'RSA e quindi del discorso delle case di riposo. In ospedale sono 1422, i dimessi sono 3517, sono più 2, e i nati sono 97. Detto questo, due brevi riflessioni e dopo passo la parola volentierissimo alla professoressa Dadalt. La prima, domani dovremo avere delle novità scritte nero su bianco rispetto al trasporto. Stiamo tentando di introdurre nuove linee guida sul trasporto. Sto parlando quantomeno del trasporto privato. Stiamo anche valutando, non ve lo nego, di affrontare il tema delle linee guida del trasporto pubblico tornando all'omologazione d'origine della capienza con la mascherina. Tra l'altro ho letto le norme inglesi, in Inghilterra questo l'hanno già fatto di default, cioè hanno obbligato tutti i cittadini a portare la mascherina all'interno dei trasporti pubblici, in modo tale che non si sono messi lì a discutere di ridurre la capienza dei mezzi del 50% come è stato fatto in Italia. Vabbè, ci stiamo lavorando, ve lo volevo dire. E avrete notizia in mattinata, insomma tra un'ora, quello che è già a posto, del fatto che ho chiesto che si istituisca, il dottor Mantoan mi ha firmato il decreto stamattina, una commissione, definiamola ispettiva, perché tale è scritto così, per la vicenda Citrobacter di Verona. Voi sapete che c'era già una commissione nominata dall'azienda, senza nulla togliere, però io sono convinto, l'ho voluto fortemente,
che ci debba essere comunque una commissione assolutamente di emanazione regionale, in maniera tale che poi non ci sia qualcuno che possa ricamare sul fatto di chi ha fatto le nomine e non le ha fatte. Stiamo parlando sempre di ottimi professionisti, sia quelli nominati da Verona che da noi, però abbiamo voluto mettere in piedi questa commissione che riteniamo fondamentale per chiarire fino in fondo la storia del Citrobacter su Verona. Vi ricordo che dall'unica micro relazione che ho letto si sta parlando del primo caso dal novembre 2018, per poi avere tutto un susseguirsi di casi con una, diciamo, forte presenza di questi casi nella primavera del 2020. Abbiamo avuto un caso, qualcuno mi ha chiamato, sì, non ho sbagliato a dirlo, è un caso nel giugno 2019 di un bimbo inviato dall'ospedale di San Bonifacio. La relazione dice già con sepsi evidente, che poi è stato testato con un prelievo nelle cisti cerebrali ed è risultato positivo al Citrobacter. E quindi sarà anche da capire bene qual è stata l'evoluzione di questo batterio, che è un batterio, diciamo, rarissimo nelle infezioni ospedaliere, ma che purtroppo c'è. Guardate, io voglio lasciare veramente spazio alla professoressa Dadalt, anche perché direi che è l'occasione per approfittare della sua disponibilità. La professoressa Dadalt è direttore del Dipartimento Salute Donna e Bambino dell'azienda ospedaliera di Padova. Dopo vi diamo ovviamente un curriculum. È direttore del pronto soccorso pediatrico, sempre dell'azienda ospedaliera di Padova, ed è direttore della scuola di specializzazione di pediatria, sempre all'Università di Padova. Ha avuto esperienze internazionali, Canada, Filadelfia, missioni all'estero, è membro attivo, ci tenevo a ricordarlo così approfitto anche per salutare Don Dante Carraro del QAM, è stato in Etiopia, in Mozambico, in Nicaragua e dedica parte della sua attività, diciamo, annuale, una parte la dedica appunto a queste missioni. Mi fa piacere anche ricordare che la professoressa Dadalt, oltre ad essere una grande esperta di malattie in età pediatrica e quindi di tutto quello che è la salute dei bambini, è anche un professionista che non fa libera professione, cioè lei fa attività solo pubblica, e lo dico perché quando capita è bene dirlo. Le passo la parola, prego. Qualche domanda al Presidente la facciamo? Ah, volete domande? Prego. Sì, scusami, scusi. Prego. Prego, però se dai facciamo subito. Scusami, Ma la base? Pensavo di evitarle oggi. Sono apposta. L'altro giorno si parlava della possibilità che, pensando all'autunno, quindi alla possibile recrudescenza, insomma alla seconda ondata, eccetera, ma soprattutto a far sì che non si incasino le strutture sanitarie con chi avrà un raffreddore e temerà di avere il coronavirus, accennavi alla possibilità che ci sia in disponibilità un test particolarmente rapido, immediato, e anche immagino delle procedure per arrivarci. C'è qualcosa in più da dire su questo aspetto? Ma guarda, io posso dirti questo, che noi avremo il piano di sanità pubblica per la fase 3, definiamo la fase 3, quella autunnale, quella dell'eventuale recrudescenza e quindi della ripresentazione del virus nei nostri territori. Il piano verrà consegnato, io spero, secondo le date che ci siamo dati, per il 15 di luglio. Detto questo, il piano terrà presente due aspetti fondamentali. Uno che è logico, è ovvio, se torna il virus, cosa facciamo se torna il virus? L'altro è riferito a tutto quello che sono le sindromi influenzali che non c'entrano niente con il virus, ma che voi immaginate creano una psicosi da paura. Se avessimo una grande ondata di influenza nella prossima invernata 2020-2021 sarà inevitabile che noi la dovremo trattare da un punto di vista diagnostico come fosse un ipotetico coronavirus, quindi avremo un problema di testing, di organizzazione, quindi un piano di sanità pubblica dovrà essere performante perché si aprirà un grande spettro. E ci siamo esercitati, però l'abbiamo fatto solo relativamente al coronavirus in una parte ormai della stagione finale, no? Perché abbiamo iniziato a fine febbraio, quindi se avessimo iniziato a ottobre sarebbe stata un'altra storia. Detto questo, io vi ho detto sì dei test, vi dico che questa è una pandemia mondiale, brutto da dire ma efficace da capire. In una pandemia mondiale che coinvolge il mondo intero, ovviamente
tutte le multinazionali farmaceutiche e coloro che si occupano di diagnostica hanno aperto e acceso tutti i riflettori su questa partita, perché ha molta, come si può dire, ha molta casistica, quindi c'è massa critica anche di mercato, perché poi stiamo parlando di business, e vi devo dire, vi posso dire solo una cosa, che noi, essendo sotto i riflettori a livello internazionale per questa vicenda, ci mandano tanti test da testare in via assolutamente prioritaria, quindi ne stiamo testando. C'è una microbiologia in particolar modo che ne sta testando alcuni, se sarà confermato che funzionano, ma un po' tutte le multinazionali stanno tentando di produrre un test rapido e valido che possa sostituire, diciamo, l'operosa attività del testing con il tampone. Quindi se funzionano, noi ne abbiamo alcuni che sono dichiarati come test rapidi a 10 minuti e beccano l'RNA del virus, quindi funzionano come il tampone. Adesso si tratta di capire se sono innanzitutto validati in laboratorio e dopodiché se saranno autorizzati ovviamente dall'Istituto Superiore di Sanità. Però ci sono sul mercato. Sul mercato oggi quello della ricerca non è sul libero mercato. Quindi se funzionasse, se uno almeno di questi... Se funziona noi adottiamo quelli, è poco ma sicuro. Ed evitiamo la paralisi di scuola, lavoro, eccetera. Ma tu capisci che se noi avessimo un test rapido, valido, perché oggi l'unico test valido che può certificare una diagnosi è il tampone, punto. Se ne avessimo uno e tutti stanno correndo per produrlo, voi capite che potremmo, cioè che funziona come lo stick per la glicemia piuttosto che il test di gravidanza che è molto rapido. Voi capite che i cittadini possono avere, che so, dalla sanità pubblica i loro test, e diciamo che tutti i lunedì tutti si fanno i test e quindi avremmo un piano, piuttosto che diremo se hai il minimo sintomo fatti un test o fatelo in famiglia. Insomma, stabiliremo una modalità in modo tale che con l'utilizzo anche del mondo delle possibilità che ci dà il mondo digitale di avere anche un network e avere l'informazione in tempo reale con un'applicazione che fra l'altro abbiamo. Avrei due domande di dettaglio ancora veloci. Le sagre possono ripartire, no? Sì. Le parrocchie si stanno organizzando. Più di qualcuno domanda se i volontari minorenni abbiano qualche limitazione rispetto al servizio di volontariato che fanno o invece no. No, perché ci sono le regole di sanità pubblica, mascherine nei luoghi di assembramento, nei locali chiusi e il resto liberi. Nel senso che non c'è una distinzione per età, cioè valgono le regole del volontariato, del lavoro, ma di certo non di sanità pubblica, che sono uguali per tutti, tranne per i bimbi sotto i 6 anni. Okay. Ne parlavamo la settimana scorsa, la questione della distribuzione dei giornali nei luoghi pubblici. Ne abbiamo parlato anche stamattina. Quindi siamo al dunque? Vi dico solo stamattina, ho detto, ma che problema c'è con i giornali? Ho detto, c'è un problema, bisogna garantire l'informazione ai cittadini e stiamo lavorando su questo fronte. Cioè voi avete preso atto che in 118 giorni abbiamo sempre buttato il cuore oltre l'ostacolo, sulle ordinanze, sulle linee guida, dappertutto. Cioè io mi sono preso parole perché ho aperto il cibo da sport che oggi fa ridere se lo racconti in giro. Cioè oggi vede la gelateria con i cittadini che vanno a comprarsi il cono gelato. Quando noi abbiamo autorizzato sembrava che andassimo a contagiare mezzo mondo. Quindi stiamo lavorando sui giornali. L'ospedale del Qatar è ancora un tendone vuoto o c'è qualche novità? L'ospedale del Qatar, guarda, diciamolo chiaramente, loro ci hanno donato un ospedale allestito. Siccome non è allestito, noi abbiamo scritto che ci dicano quando ci danno il materiale interno. Se non arriverà l'allestimento noi non ce ne facciamo nulla di un tendone, questo è poco ma sicuro. Quindi stiamo attendendo ancora di capire, abbiamo scritto in più occasioni, resterà un'esercitazione se non si potrà, a parte il fatto che lo terremo aperto, che non si sa mai cosa possa capitare per l'autunno. Però l'accordo che io ho preso, o meglio la proposta che mi hanno fatto era quella di darci un ospedale chiave in mano. Adesso stanno tentando, oggettivamente sono arrivati 8 aerei con l'ospedale, non so quanti container siano, insomma ci hanno mandato 23 ingegneri per disporre il primo montaggio. Adesso cercheremo di capire, allora se arriva tutto l'allestimento allora ha un senso fare una piattaforma pronta in caso di catastrofe, di emergenza sanitaria, ma non solo. Pensate se arrivasse un grosso terremoto, una grossa alluvione, un mega incidente, non so, tutte queste robe che sono un disastro ambientale. Tu hai un ospedale
che è per forma. Se non sarà allestito a noi rischia di essere un tendone che non ci serve a nulla. Altre domande a questo punto? Finiamo il giro. Sì, prego. Monet. Sì, Presidente Porto. Il Comitato di gestione ha bocciato la proposta di bilancio portata dal Presidente. Ho sentito, sì. L'ha bocciata anche il rappresentante della Regione. Ingegnere Capitelli. Volevo capire due cose. Uno, una sua opinione su questo. Due, siccome si sta parlando ormai da tempo di un possibile avvicendamento tra l'attuale Presidente Musolino con l'arrivo forse del Presidente dell'autorità di Trieste, Zeno D'Agostino, se lei sarebbe favorevole a un avvicendamento. Grazie. Ma guardate, allora, intanto io l'ingegnere, immagino sia ingegnere D'Agostino, se è ingegnere o dottor D'Agostino quello che è, io non lo conosco. Cioè penso di non averlo neanche mai incontrato in vita mia. Mi dicono tutti che è un bravo professionista, appunto. No, penso di non averlo incontrato, ma non per sfregio, lo dico perché magari qualcuno può dire sì, ma quel giorno eravate fianco a fianco all'autogrill e non sapevate di... Non lo conosco, non ci ho mai parlato assieme. Ma non c'entra nulla con il bilancio. Io il bilancio non l'ho visto, non compete a me, c'è un consiglio di amministrazione. Se l'ingegner Campitelli, che rappresenta la Regione, ha deciso di non dare il suo assenso al bilancio, spero abbia documentato le motivazioni, perché è fondamentale che siano gli atti, punto. Cioè non è che c'è il grande fratello, mi conoscete, cioè io non credo a ste robe, anche perché se i bilanci stanno in piedi si votano, se non stanno in piedi non si votano. E per questo spero e immagino, conoscendo l'ingegner Campitelli, che abbia lasciato una memoria a verbale, perché altrimenti... poi c'è la discussione, come si può dire, si presta a un sacco di riflessioni. Non c'è nessuna dietrologia, non c'è nessuna regia, non c'è nessun nulla. Cioè adesso è vietato anche votare contro un bilancio da parte di un consiglio di amministrazione, che poi, posso dire, rispondono in proprio quelli che votano i provvedimenti. Insistente, però è difficile pensare che Capitelli gestisca il porto per conto della Regione in totale autonomia, cioè è come se la Regione e il Palazzo non sapesse nulla. No, l'ingegnere Campitelli ha parlato con l'assessore, aveva annunciato... Sì. Aveva annunciato, ma non è che ci ha chiesto se poteva votare contro o se doveva votare a favore. L'ingegnere Campitelli, che è un professionista, che basta che vi scarichiate il suo curriculum, lo capite da soli, cioè è un professionista che assolutamente non si fa condizionare, ha votato secondo coscienza e secondo la professionalità e gli elementi che ha avuto di valutare. Quindi nessuna guerra contro nessuno, nessuna regia, e chi pensa a questo è abituato forse a farlo e queste robe se le pensa. Prego Marco. Marchiori Salmaso. Sì, buongiorno Presidente. Ciao. Allora, due domande. La prima riguarda le linee guida per la scuola, la sezione sulla temperatura. Secondo lei non dovrebbe essere obbligatoria la misurazione, con tutte le difficoltà che può comportare misurarla bambino per bambino, però sapendo che spessissimo, perché succede, ci sono bambini che vanno a scuola con la febbre, con i genitori consapevoli, vista la situazione di, chiamiamola, emergenza. Io rispondo a una domanda del genere con un'esperta qui a fianco. No. Dico semplicemente che per noi dal punto di vista di sanità pubblica è raccomandata, non è obbligatoria. Dopodiché magari la professoressa D'Adalta si ricorderà questa domanda e darà risposta anche al tema. Certo. Mi ricordo l'assessore che sono linee fra l'altro del comitato tecnico scientifico, sì. Questo. Poi il professoressa D'Adalta magari vi dice anche di come ci si comporta. Allora, cambiando completamente argomento, una dichiarazione. Oggi è stato inaugurato il tratto Mallo-Breganze sulla Pedemontana, sì. Niente inaugurazioni, niente tagli del nastro, eccetera, una dichiarazione? Ma allora, ho voluto io che fosse aperta direttamente, anche perché i tempi per fare inaugurazioni procrastinavano l'apertura, avrebbero procrastinato l'apertura. Penso che sia doveroso restituire quest'opera, consegnare quest'opera ai cittadini. Adesso abbiamo questi 10 km da Malo, si va fino alla Valdastico, dalla Valdastico a Breganza sono già 20 km su 94 km e mezzo. Vi ricordo che stiamo parlando della superstrada pedemontana veneta, stiamo parlando di un'opera di 94 km e mezzo, 36 comuni, 14 caselli, opere per 2 miliardi e 258 milioni di euro,
e oltre i 94 km e mezzo del nastro d'asfalto ce ne sono altri 68 di opere di adduzione. Lo dico quelli che fanno sempre i conti di quanto è costata il chilometro. Fate 94 e mezzo più 68, forse il conto vi viene più giusto, no? 94 e mezzo, c'è la cifra diviso 94 e mezzo. E dovremmo abituarci a queste micro aperture, perché tutti gli stralci che d'ora in poi avremo realizzato e saranno funzionali a un'apertura, cioè, avendo 14 caselli, a noi basta arrivare da casello a casello, verranno aperti. Dopodiché faremo un'inaugurazione o diciamo per i tratti più importanti o per ovviamente l'ultima opera, in modo tale che si fa l'inaugurazione finale. Grazie. Confermiamo, allora, la Pedemontana ha avuto un arresto di una decina di giorni durante il coronavirus, però ha avuto un arresto degli uomini in cantiere proprio effettivo. Però abbiamo avuto un sacco di guai per le forniture, per cui è come se sia fatto tutto il lockdown. Cioè hanno continuato a lavorare con i mezzi d'opera, però cominciava a mancare la consegna del calcestruzzo, la consegna di altre attività, e quindi mi hanno detto che quindi ritardi, si va al 2021 per la fine, ma non oltre, adesso non so, saranno i primi mesi. Noi avevamo un piano per arrivare a fine anno, senza la galleria di Malo, perché ha avuto i famosi 3 sequestri di sequestri. Ma io penso che se è verosimile 2021 si chiude. Già a fine anno comunque avremo, da qui a fine anno se ne apriranno altri di stralci funzionali. Prego. Salmaso. Scusi Presidente, per stare sulla Pedemontana. Sì. Nel 2021 cioè, lei pensa di aprire i tratti, però non quelli relativi alla galleria di Malo, perché mi pare che lì tempi... No, la galleria di Malo no, l'ho appena detto. Ecco, ci vorranno 2 anni. No, cioè, ma sentite, la galleria di Malo potrebbe essere già realizzata se non ci fossero stati i problemi che ci sono stati. Per cui noi dobbiamo immaginare, la galleria di Malo, se non ricordo male, sono 6 chilometri. Sì. Stiamo parlando che la Pedemontana, quando sarà aperta, avrà per un tot di periodo, non ve lo so dire quanto, il tempo di chiudere la galleria di Malo, saranno 94,5 meno 6. E poi l'ultimo problema finale è l'innesto sulla 4. Questo vi volevo parlare proprio di questo. Ma sull'innesto della 4, guardate, noi abbiamo tentato di farcelo in casa questo lavoro. Abbiamo interpellato anche l'ANAS, cioè abbiamo detto abbiamo il cantiere, autorizzateci a occuparsi di questo. No, è stato detto che giuridicamente è corretto che lo faccia il concessionario, e quindi ce l'ha la Padova-Brescia in mano questa partita. E lì ci vuole l'accordo con RFI per fare lo svincolo dell'alta velocità. Sì, ma lì si sta andando avanti sul tema RFI, si sta andando avanti. Però quello l'innesto, no? Chiude, si chiude tutta la partita con questo. Ecco, per stare in termini di trasporti, lei ha fatto riferimento a un'ordinanza che pensa di presentarci domani mattina. Questa riguarda soltanto il trasporto privato? Il privato, sì, ecco, appunto, ma stiamo lavorando anche sul pubblico. Quanto pesa in Veneto il trasporto privato? Non te lo so dire, ma pesa. Pesa molto. Sì. E quindi ci saranno delle linee guida diverse rispetto a quelle ministeriali? Stiamo lavorando a questo. Sì. Non posso aggiungerti di più perché... Capito, sì. No, potrei dirti un sacco di robe, ma poi non vorrei domani essere smentito dai fatti, nel senso che stiamo facendo degli approfondimenti, però volevo dirvi come stanno le cose rispetto al trasporto. C'è altro? Direi che possiamo Grazie. dare la parola. Lascio la parola alla professoressa Dadal. Prego. Bene, buongiorno a tutti. È un onore essere qua, ho accettato davvero molto volentieri l'invito del Presidente, che ringrazio per avermi invitato, e ringrazio anche per questa attenzione oggi più alta che mai al mondo dei bambini. Ecco, e proprio parlando oggi di bambini mi piace iniziare ricordandovi quello che noi diciamo sempre con convinzione, noi pediatri diciamo sempre con convinzione, lo capirete poi perché lo dico, e cioè che i bambini non sono dei piccoli adulti. Non lo sono perché sono diversi fisicamente, perché sono diversi nel comportamento, perché hanno delle potenzialità che sicuramente sono molto superiori rispetto a quelle che hanno gli adulti, ma non lo sono anche perché quando si ammalano, i bambini per lo più si ammalano di malattie diverse rispetto a quelle dell'adulto, e se si ammalano delle stesse malattie dell'adulto le manifestano diversamente. Ecco, e dico questo, ci tengo a dire questo perché di fatto l'infezione da coronavirus è praticamente un paradigma, è un modello perfetto di questa affermazione.
E come vedrete ce lo diranno i numeri di quanti bambini sono stati infetti, di quanti bambini sono stati ricoverati, di quella che è la gravità della malattia nel bambino e di quelli che sono i possibili, anche se molto rari, le possibili anche se molto rare complicanze a distanza. Vi dico allora alcuni numeri che ho ricevuto dall'azienda Zero, che ovviamente tiene molto sotto controllo il fenomeno nella nostra regione. Cominciando dal Veneto, lo ci ha detto oggi il Presidente, abbiamo oggi 19.233 soggetti che si sono infettati. Ecco, di questi i bambini di età inferiore a 15 anni sono stati 369, quindi poco meno del 2% rispetto ai contagi totali. Questa è una percentuale che è molto molto bassa se teniamo conto che nel Veneto risiedono circa 650.000 bambini e questi rappresentano il 13% della popolazione totale. Se poi allarghiamo l'orizzonte e guardiamo l'Italia, la situazione è simile. In Italia i dati dello scorso fine settimana ci mostravano oltre 230.000 contagi. I contagi in età pediatrica, che consideriamo fino a 14 anni compiuti, sono stati 5.200, quindi anche qui la percentuale è circa del 2%. Penso che sia interessante anche scorrere alcuni dati che riguardano i bambini della nostra regione. 40% di questi bambini, di questi pochi bambini, sono dell'età prescolare e 50 sono stati neonati lattanti del primo mese di vita, quindi un'età molto critica per le cure e per le possibili complicanze. Per la quasi totalità di questi bambini il contagio è stato intrafamiliare o proprio della cerca appena limitrofa rispetto alla famiglia. E un altro dato veramente che ci colpisce è che la necessità di ricovero è stata molto bassa. Abbiamo avuto in Veneto ricoverati soltanto 13 bambini per malattia da coronavirus. E l'altro dato importante è che questi bambini sono stati tutti ricoverati in reparti ordinari, tranne uno che ha richiesto cure intensive, cioè è stato ricoverato in un reparto di terapia intensiva pediatrica. Reparti ordinari nella maggior parte dei casi di pediatria, quindi reparti normali, e in un caso un reparto di malattie infettive. E, cosa molto importante, non si è registrato nessun decesso. Ecco, tornando allo sguardo, in Italia sui 5.200 infetti i decessi sono stati 4. Noi siamo venuti a conoscenza come centro di Padova soltanto di un caso di un bambino di 5 anni residente in una regione limitrofa rispetto al Veneto che ha chiesto consulenza a noi, però è morto nella sua regione ed era di fatto un bambino con una malattia cronica preesistente, una terminalità che era preesistente rispetto all'acquisizione dell'infezione. Quindi questi dati, l'avete capito, ci confermano tutto quello che già avevamo imparato dall'esperienza cinese, che poi di fatto la letteratura di questi ultimi mesi negli altri paesi colpiti ci ha confermato, e cioè che l'infezione da coronavirus ha un decorso diverso nel bambino rispetto all'adulto. Quindi ritorniamo ai bambini che non sono piccoli adulti. E l'avete capito perché? Perché i bambini si ammalano meno. I bambini si ammalano meno gravemente, circa il 90% dei bambini infetti da coronavirus hanno una forma lieve o asintomatica. Lieve cosa vuol dire? Febbre, febbricola, talvolta anche solo isolata, sintomi respiratori, un po' di tosse, un po' di segni di infezione delle alte vie e questo è importante, segni intestinali come la diarrea e il vomito, che però si risolvono rapidamente. E soltanto il 10% ha bisogno, manifesta forme gravi, quindi con un impegno o respiratorio, gastrointestinale o generale, e quindi richiedono il ricovero, e soltanto l'1% richiede terapie intensive. Quindi anche qui vedete la differenza con l'adulto, e poi l'estrema differenza è che la mortalità è molto molto bassa, e l'avete visto dai numeri di prima. Penso che vi possa interessare il fatto che il mondo pediatrico si è sicuramente interrogato di fronte a questo virus nuovo e questo decorso clinico nuovo, si è ovviamente interrogato su quali siano le ragioni per cui i bambini si ammalano così diversamente rispetto agli adulti da infezione da coronavirus. Tenete conto che per altri virus, per esempio il virus dell'influenza o il virus di cui forse avete sentito parlare, si chiama virus respiratorio sinciziale, sono virus che circolano molto nella stagione invernale, nei bambini piccoli, soprattutto nei piccoli, danno manifestazioni cliniche molto gravi. Questo non l'abbiamo visto con il coronavirus, o lo vediamo molto molto poco. Allora, quali sono le spiegazioni di questo fenomeno? Sono di diverso tipo e sono solo ipotesi, non ci sono ancora, ci sono molti studi in corso per cercare di capire il perché di questo andamento clinico nei bambini.
Alcune ipotesi riguardano l'infettività, forse l'avete già sentito parlando del coronavirus nell'adulto. Il coronavirus per entrare nell'organismo deve legarsi a una proteina, al ricettore di una proteina che si chiama ACE, che è presente sulle vie aeree e sull'intestino. Ecco, nei bambini questa proteina è immatura e questo è un fattore favorente perché non c'è la porta d'ingresso per il virus. Ci sono altre spiegazioni, per esempio ipotetiche, diciamo. I bambini, voi sapete, sono molto più esposti a tutte le infezioni, le loro vie aeree sono molto spesso colonizzati da altri virus e quindi si pensa che ci possa essere un meccanismo competitivo tra le crescite di virus che in un certo qual modo inibisce la crescita del coronavirus o comunque la rallenta. E poi